Onorevole Carmina, parliamo di questo scorcio di legislatura che l'ha vista impegnata in Commissione Bilancio e di ciò che è stata la sua presenza, ottenendo anche dei risultati attivi e fattivi per il nostro territorio. Certamente è stato un lavoro molto duro, difficile, impegnativo, perché in realtà la legge di bilancio si fa in commissione, perché poi quando arriva in aula il governo mette la fiducia e quindi quello che è fatto è fatto. È stato un lavoro duro, nottate intere lì a analizzare emendamento per emendamento, eccetera. Poi è una legge molto dura perché poche risorse sono state destinate alla gente, secondo me facendo anche delle gravi discriminazioni sociali, perché è una legge di bilancio classista che avvantaggia i ricchi e lascia indietro le persone in difficoltà, ma non solo per quel che riguarda le decisioni sul reddito di cittadinanza, ma anche per tutta una serie di provvedimenti. Avevamo chiesto il fondo per la morosità incolpevole per evitare gli sfratti di chi non può pagare, è stato negato. Avevamo chiesto un fondo per aiutare per il materiale scolastico le famiglie in difficoltà ed è stato negato. Tutto tagliato, una macelleria sociale assoluta. Abbiamo chiesto il reddito minimo, io ho proposto un ordine del giorno proprio alla legge di bilancio perché il governo si impegnasse in questa direzione. Guardate che c'è il reddito minimo, è presente anche quello in tutta Europa. Noi facciamo richiamo all'Europa per le cose che discriminano, per le cose negative per la gente, e non ci rapportiamo all'Europa per quello che va a beneficio degli esseri umani, perché poi il compito di uno Stato è quello. Personalmente poi mi sono impegnata su vari fronti, anche sul fronte turistico e tanti altri, e soprattutto sulla questione migratoria, perché da ex sindaco di Porto Empedocle ho toccato con mano quello che è il problema, la difficoltà anche dei comuni ad affrontare le difficoltà in ogni direzione. E allora, siccome era stata completamente tagliata l'immigrazione del Mediterraneo da questa legge finanziaria, perché la legge finanziaria nella sua prima bozza prevedeva soltanto all'articolo 116 un aiuto per chi ospitasse rifugiati ucraini, come se i rifugiati che vengono da altre guerre non meritassero analoga attenzione, ci fossero guerre di serie A e guerre di serie B. Allora ho già in commissione, ho udito il governo, posto la questione al ministro Giorgetti, che ha ammesso l'errore, quindi è riscontrabile perché sono audizioni pubbliche, si può andare a guardare, basta guardare i link. E poi quindi il governo ha fatto un emendamento, un subemendamento alla sua stessa legge, l'articolo 146 ter, però destinando fondi solo a Lampedusa e tralasciando tutti gli altri comuni della fascia costiera come Porto Empedocle, Siculiana, nella nostra provincia, che ha un grande problema. E allora io ho fatto a mia volta un subemendamento che questa volta è stato accettato grazie anche all'intervento del Movimento 5 Stelle, perché ci hanno dato una quota specifica molto piccola su emendamenti di grande portata che noi avevamo presentato. Abbiamo presentato 800, segnalati 77, di questi 77 ne sono stati approvati 7, quindi arriveranno a Porto Empedocle, a Siculiana, oltre gli 850.000 euro per Lampedusa che sono dovuti al mio intervento, anche queste somme, Caltanissetta, Pozzallo, che anche lei è una dei quei maggiori cittadine coinvolte. E poi abbiamo puntato con la squadra dei siciliani e del movimento anche a tutta una serie di emendamenti che hanno comunque tutti la mia controfirma, perché in Commissione Bilancio poi sono io a difenderli, come quello dell'insularità, cioè di fronte agli enormi costi, e fra l'altro è stata inserita l'insularità grazie al movimento nella Costituzione. L'articolo 119 della Costituzione, la sua nuova formulazione, prevede il fatto che lo Stato, la Repubblica, si deve impegnare nei confronti di coloro che vivono il problema di essere isole, grandi o piccole. Noi avevamo richiesto un fondo di 75 milioni di euro proprio a fronte dei maggiori costi aerei e di tutto quello che fosse necessario anche per le piccole isole, e ci hanno concesso solo 5 milioni di euro, ma il problema è mettere un punto. La prima firma, perché avevamo presentato 3 emendamenti, quello accettato dell'onorevole Raffa, controfirmato da me, e poi per le ZES, perché anche dal punto di vista dell'incentivazione il governo aveva tagliato completamente il Sud. Del resto, voglio dirlo, no, scusatemi la polemica, ma se noi siciliani andiamo a votare Craxi al Senato, la Brambilla, la fidanzata di Berlusconi, evidentemente questi della nostra terra non è che se ne facciano carico poi quando sono in Parlamento, assolutamente no, non ci pensano proprio. E c'è il problema poi grandissimo delle autonomie che vedremo, perché l'autonomia differenziata rischia di fare ulteriore danno.